Oggi salutiamo due persone molto amate da tutti, Lanfranco e Lucia, i nostri cari genitori e adorati nonni. È l'inizio della lettera di addio che il figlio Marco ha scritto ai genitori Lucia Buccieri e Lanfranco De Gennaro, morti tragicamente il 23 marzo nello schianto dell'ultraleggero nel giardino di una casa di Via degli Alpini a Trevignano. Lettera letta durante i funerali nella chiesa votiva per permettere a tutti di poter presenziare alla celebrazione. Non un accenno all'incidente, ma una lettera focalizzata sulle personalità di due coniugi, cresciuti in Friuli ma da molti anni appartenenti alla parrocchia trevigiana di San Pelaio. Lucia, poetessa nell'anima, ex maestra ben voluta, dinamica, ma sempre attenta al prossimo, nonché madre amorevole, dallo spirito creativo che ci auguriamo possa guidarci nel creare nuova speranza. Lanfranco, generale e pilota di estrema bravura, stimato per la sua competenza presso tutti i colleghi e gli amici, padre e punto di riferimento dalle 1000 risorse e dallo spirito tecnico. Era capace di aggiustare ogni cosa e come vorremmo che potesse aggiustare anche questa situazione più grande di noi. E la capacità tecnica di Lanfranco è stata ricordata anche da Don Tiziano Rossetto, nell'omelia di una celebrazione senza Eucaristia, con l'altare spoglio e i crocifissi coperti per il Venerdì Santo, a rendere ancora più intensa la riflessione sulla morte. Mi colpiva ascoltando Marco, no? Dal papà anche quando siamo piccoli ci aspettiamo che ci aggiusti tutto, no? Anche dal nonno, e poi ci rendiamo conto che non può aggiustare la morte, no? Questa è una profonda ferita. Ma se Dio è padre, allora può aggiustare. Lui sì. A presenziare alle esequie anche una rappresentanza del comando di Sant'Angelo, dove il generale De Gennaro aveva prestato servizio presso il secondo stormo, oltre ai labari delle associazioni aeronautiche. Al termine della cerimonia, dopo l'ultimo saluto dei figli, le salme sono state avviate alla cremazione, mentre un'amica di Lucia Buccieri ha letto una poesia composta per l'addio. Nel tuo ultimo messaggio ho ricevuto un foriero presagio. Tra rose e mughetti, 2 rondini in volo. Nel becco, una bianca busta chiusa da un rosso bottone. Pochi minuti, solo pochi minuti, e i 2 voli di rondini si sono fermati. Per sempre.